una forte tensione abitativa. Vediamo allora il tutto nel servizio di Maurizio Merva. Gilberto Mattei sta parlando con il suo amico serbo Dorje Nedic nell'appartamento che da 6 anni occupa abusivamente al numero 119 di via Callisto Kosulic a Monfalcone, quando alla porta si presenta l'ufficiale giudiziario per farlo sgomberare. Da oltre 20 anni Mattei si batte per il diritto alla casa, tanto da essere ora figura di riferimento nel Monfalconese. Ha accumulato 10 condanne per occupazione abusiva, furto di energia elettrica e acqua, ma continua la sua battaglia pacifica e anche oggi accoglie gentilmente sia l'ufficiale giudiziario che redige il verbale, sia le funzionarie dell'Ater, ente che gestisce l'appartamento di proprietà comunale. Gli viene comunicato che ha 3 settimane per ritirare le sue cose. Allora toglie la serratura dalla porta ed esce. Questa mia lotta praticamente è sfociata negli ultimi anni ad avere sufficiente documentazione, prova, sentenze da portare in tribunale a dimostrare che le persone in certe condizioni economiche hanno il diritto di avere comunque una casa. La questione casa a Monfalcone è un problema che tuttora esiste. In provincia non si trova un avvocato con il gratuito patrocinio che voglia seguire i casi, per un semplice motivo, che tutti gli avvocati della provincia vogliono lavorare per la provincia, per l'ATE, per il comune e non contro. Il fenomeno delle occupazioni abusive, per fortuna nel nostro territorio, è molto limitato, tanto è vero che attualmente se ne conta meno di una decina di casi. Numericamente si vede una maggior concentrazione nel comune di Monfalcone, che storicamente è un comune con una tensione abitativa alta. L'Ater, in sinergia con i comuni, tiene sotto costante monitoraggio il fenomeno e molto spesso gli interventi sono in collaborazione con i servizi sociali, soprattutto quando riguardano nuclei familiari con minori o nuclei familiari che possono necessitare di un supporto dei servizi sociali stessi. Ma subito dopo il colpo di scena Mattei invita i funzionari a vedere dove si trasferirà. È un appartamento dello stesso stabile ma nell'altra ala, anche questo in gestione all'Ater e di proprietà comunale, sfitto da anni. Ai suoi amici quindi non dovrà nemmeno segnalare il cambio di indirizzo. Eccoci qua, diamo il buongiorno stamattina a Nicola Manfred, ospite della nostra trasmissione. Lo presentiamo, il direttore centrale della direzione della Regione Friuli Venezia Giulia, direzione lavoro, formazione, istruzione, università. L'abbiamo invitato proprio perché oggi vogliamo parlare di disoccupazione giovanile, ma